Buongiorno cari amici e benvenuti anche oggi nel canale vostro Marietto Veneziano. Oggi farò vedere come caricare un amuleto. In questo caso qui ho preso gli amuleti che il vostro Marietto Veneziano propone nel suo sito e che chiaramente è un esempio, però è chiaro che il Marietto Veneziano questa operazione ne fa per un mese e quindi per ogni persona chiaramente che lo acquista, però questo è un esempio solo didattico per farvi vedere che anche voi in linea teorica e anche pratica potreste utilizzare un anello o un qualsiasi ciondolo che avete. Chiaramente questo qui è solamente una parte della lavorazione radionica e radiostesica che il vostro Marietto Veneziano fa per questi pendagli della scala di Jacob oppure delle Sefirot, potete chiamarlo poi come meglio credete, ma prima di fare questo vi farvi vedere alcune piccole operazioni così che possiate farlo anche voi a casa con i vostri oggettini. Il vostro Marietto Veneziano vi chiede di iscrivervi al canale YouTube di The Guide di Marietto Veneziano, di venirci a trovare nei nostri gruppi Facebook e anche in Telegram, dove lo sapete ormai alle 20:30 ogni lunedì sera il The Guide Marietto Veneziano coadiuvati da Miles tengono un percorso esoterico. Eventualmente se volete questi circuiti o quadranti radiostesici potete andare nel sito alcapitano.altervisto.org e scaricarli gratuitamente. Se lasciate anche un super like o un commento sotto la descrizione, ben venga. E vi ricordo anche che i link per poter accedere a questi circuiti quadranti radionici sono sotto, oppure venire a trovarci nei nostri gruppi Facebook e anche in Telegram, sono sotto in descrizione. Bene, appurate che voi avete un oggetto, in questo caso qui prenderò il classico amuleto a forma di Sefirot, no? Dei 10 Sefirot che il vostro Marietto Veneziano propone. In ogni caso questo è solo un esempio, la lavorazione di questo oggetto richiede per il vostro Marietto Veneziano circa un mese per darvi l'idea, però qui chiaramente faremo vedere solamente una piccola cosa che si può fare anche con un piccolo anello, un piccolo oggetto che voi vedete. Prendete il vostro amuleto, chiaramente prima deve essere stato almeno un giorno nel disimpregnatore, anche nella conchiglia e in altri circuiti chiaramente che voi ormai avete conosciuto girando e studiando le pillole del vostro Marietto Veneziano nella playlist di Radiostesia Basic. Prendiamo il nostro pendaglio, lo mettiamo dove c'è la parola forza vitale, estrapoliamo la forza, vedete, andiamo sopra il nostro pendaglio e lo carichiamo. Vedete? Andiamo in energia, estrapoliamo l'energia andiamo sul nostro pendaglio e lo carichiamo. Andiamo in memoria, estrapoliamo la memoria facendo andare il pendolino in antiorario. Andiamo sul nostro pendaglietto e lo carichiamo con le memorie, perché questo amuleto, questo talismano prenderà tutte queste qualità, così che chi lo indosserà chiaramente tramite un'altra operazione radionica segreta che il vostro Marietto farà, ma anche se voi non fate quell'altra operazione per un po' funzionerà anche per voi, se usate a casa un anello, un orecchino o quant'altro. Prendiamo l'intuizione e carichiamo il nostro alberello delle Sefirot e lo carichiamo. Vedete? Prendiamo un po' di coscienza e lo carichiamo. Chiaramente io adesso sto velocizzando la cosa, ma in realtà dovreste lasciar finire il pendolino.
Quindi prendiamo la sensibilità e lo carichiamo. Prendiamo l'evoluzione e lo carichiamo. Prendiamo la riparazione e carichiamo il nostro pendaglio, l'alberello delle Sephiroth. A questo punto il nostro alberello è carico di queste forze vitali e chiaramente chi lo userà avrà questi chiaramente influssi benefici. Un altro passaggio che si può fare è questo: prendiamo questo caricabatterie che praticamente serve sia per l'uomo ma anche per gli oggetti, lo mettiamo, il vostro maglietto lo praticamente valorizziamo e per andare sul sicuro lo lasciamo almeno un giorno. Finita la nostra valorizzazione noi avremo questo alberello amuleto talismano che si caricherà delle energie vibrazionali. Il giorno dopo chiaramente potete fare tranquillamente quest'altro passaggio, prendete sempre il vostro talismano e lo carichiamo con le energie della Aleph, vedete? Lo valorizziamo e lo lasciamo un giorno. Poi chiaramente ci sono tantissimi altri passaggi che il vostro maglietto veneziano farà per questi amuleti talismani, però in questo caso qui vi ho fatto vedere una piccola pillola in cui voi tranquillamente a casa, se avete un piccolo oggetto che volete caricare, vitalizzare e rinforzare, chiaramente questo qui è tutto un altro tipo di lavoro, perché già la forma dell'albero dell'amuleto praticamente che rappresenta l'albero sefirotico è importantissimo. Comunque questo lavoro lo potete fare con qualsiasi altro tipo di oggetto. Bene, questi qui sono dei piccoli consigli che il vostro maglietto veneziano vi dà per poter rinforzare e valorizzare qualsiasi tipo di oggetto. Chiaramente non ha niente a che vedere con questo prodotto finito, perché per fare questo albero sefirotico con tutte le energie e tutte le come si dice, sicurezze che il vostro maglietto mette dentro, ci vuole un mese di lavoro fino. Bene, cari amici, detto questo, il vostro maglietto veneziano vi saluta, vi ringrazio di avermi seguito fino a qua, e se vi scappa un super like e vi volete iscrivere al canale di Degare Maglietto Veneziano sarei felice. Grazie cari amici e alla prossima, ciao.